È soddisfatto il presidente della regione, Raffaele Lombardo, per il via libera di Finanziaria e Bilancio, una maratona d'aula che l'ha visto protagonista, impegnato a mediare tra i partiti e a tenere le fila tra maggioranza e opposizione. Era stato lui stesso nei giorni scorsi a volere prendere le redini della situazione, partecipando alle ultime sedute della Commissione Finanze dell'Ars ed anche ai lavori d'aula. Abbiamo approvato un'ottima finanziaria, il suo commento a caldo, affrontando argomenti delicatissimi come l'abolizione dell'Agenzia per l'impiego, gli rifiuti e abbiamo fatto quadrare i conti dopo i tagli del governo centrale e la riduzione delle entrate tributarie. Apprezzo molto il clima positivo e di grande collaborazione che c'è stato da parte di gruppi parlamentari. Tra le tante norme contenute nella manovra, il governatore cita il ridimensionamento dell'ARAN, che avrà un costo di 300.000 euro, quanto avremmo speso per la convenzione con l'ARAN nazionale, e gli articoli che riguardano lo sviluppo, tra cui l'antiarroccamento delle produzioni agricole, le disposizioni che riguardano la Sereti, quelle della grande distribuzione e il finanziamento dei progetti di microfotovoltaico. Gli fa eco l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao. Abbiamo approvato una finanziaria di risanamento e di crescita che contiene azioni di contenimento della spesa per circa 1 miliardo di euro e norme per lo sviluppo come gli investimenti per le imprese attraverso l'IRFIS e l'IRCAC, la moratoria per mutui e finanziamenti e il fondo per il finanziamento dei progetti di microfotovoltaico. Adesso per Lombardo e per il suo governo si apre la fase calda che culminerà nella seduta di giovedì prossimo, 26 aprile, quando riferirà in aula sulla sua vicenda giudiziaria legata alla richiesta di rinvio a giudizio per mafia dal Tribunale di Catania. E quasi certamente Lombardo annuncerà la data delle sue ormai irrevocabili dimissioni dalla carica, come anticipato nei giorni scorsi, quando disse che non avrebbe atteso la decisione del GIP, qualunque essa fosse, dimettendosi un minuto prima.